Tavolo al Comune di Agrigento a fronte della crisi del turismo, potenziato numero verde della regione, a scuola si prepara gel igienizzante. A Milano muore l'agrigentino Carlo Costanza, sognava di fare lo chef stellato, aveva 25 anni. Il commissario nominato dalla regione per dirigere l'ATI idrico di Agrigento si dimette, i sindaci provano ad accelerare, inviata bozza dello statuto della futura società consortile. Calcio, 3 giocatori lasciano l'Acragas e si dimette anche mister Vullo. Basket, la Fortitudo torna a giocare lunedì prossimo. Volley, nuovo colpo mercato per la SEA Paragona. Bentrovati gentili telespettatori al nostro appuntamento con l'informazione. Su iniziativa del sindaco di Agrigento Lillo Firetto al Comune un tavolo a fronte della crisi del turismo provocata dal coronavirus. Il nostro direttore Arturo Cantella. Un incontro si è svolto stamani al Comune di Agrigento tra una delegazione formata dai rappresentanti di Confcommercio, CNA, Confesercenti, Consorzio Turistico Valle dei Templi e altri operatori del settore turistico, con il sindaco Lillo Firetto. La questione è la vicenda dell'annullamento del mandorlo in fiore e le misure legate da adottare per fronteggiare gli effetti negativi prodotti dal rischio contagio coronavirus sull'economia turistica agrigentina. Inizio di tavolo di crisi del turismo in generale e dell'impresa con l'amministrazione comunale. Esistono 2 emergenze, quella sanitaria naturalmente, come ha già detto bene Vittorio, ed esiste un'emergenza impresa. Un'emergenza impresa che appunto non può prescindere dall'attenzione che deve essere solo ed esclusivamente nazionale e regionale, ma che naturalmente comporta provvedimenti anche da un punto di vista legislativo all'interno dei comuni. Qui abbiamo cominciato a fare delle proposte al sindaco, ci auguriamo che da qui a breve queste proposte possano essere prese seriamente in considerazione e da qui partire affinché insomma, le imprese non rischino ulteriormente posti di lavoro e chiusure definitive. Il fatto che insomma, noi abbiamo già siamo già stati sostituti d'imposta per conto del Comune, che il Comune ha già introitato quasi 2 milioni di euro e che di fatto ne può spendere solo ed esclusivamente 60, naturalmente una grande delusione noi l'abbiamo. È normale che attendiamo che ci siano degli interventi da parte del governo nazionale affinché ci sia uno svincolo di queste somme che possano essere subito messe in campo a sostegno delle imprese ma a sostegno dell'intero territorio. È stato un incontro positivo, un incontro di apertura da parte dell'amministrazione comunale e la partita si gioca su diversi livelli, a livello nazionale, a livello regionale ma anche a livello comunale. Ecco, qui questa partita la dobbiamo giocare assieme, uniti per il territorio, a favore delle imprese, per cercare di trovare percorsi comuni che possano rilanciare il territorio e che possano fronteggiare questa emergenza. Ma intanto abbiamo fatto le domande, per le risposte stiamo attendendo perché è indubbio che ci sono dei provvedimenti e delle richieste che vanno fatte alla Regione, altre al Governo nazionale e altre ancora alle amministrazioni comunali. Quello che a noi oggi interessa è sottolineare, proprio sottolineare con la matita blu l'attenzione che le amministrazioni comunali devono nei confronti dell'intera filiera del turismo. Strutture alberghiere, extraalberghiere, campeggi, guide turistiche, NCC, siamo tutti ristoratori, stiamo vivendo tutti una situazione di estrema emergenza che al di là, e noi ci auguriamo di superare presto l'emergenza sanitaria, sarà poi un'emergenza imprenditoriale, un'emergenza economica che va affrontata con tranquillità, con serietà, ma con provvedimenti precisi che noi imprenditori chiediamo di conoscere. Le nostre 3 associazioni, Confcommercio, Confesercenti e CNA, sono a disposizione dei nostri associati e di tutti gli imprenditori del comparto per qualunque necessità, per qualunque chiarimento, perché proprio nei momenti di estrema difficoltà dobbiamo essere fianco a fianco. E l'ultima cosa, grande attenzione anche per i lavoratori del nostro comparto. Saranno degli interventi nazionali ma sono necessari ed è necessario attenzionare non solo le imprese ma anche coloro i quali lavorano all'interno delle nostre imprese. Sindaco, che risposte può dare il Comune a questo momento in cui la città soffre? È stato un incontro molto partecipato perché denota quale livello di sensibilità e di interessi in gioco ci siano. Continuo a dire, non è una frase fatta e non è neppure una bestemmia, che Agrigento sta al turismo più di quanto la stessa nostra capitale Roma stia al turismo. È un dato oggettivo, numerico, relativizzato e così come lo rappresentiamo.
Tutto questo ci pone però in questa fase nel pieno di un'emergenza sanitaria che non sembra arrestarsi, anzi ci sono momenti di particolare tensione nel nord Italia e stanno andando giù per lo stivale. Per cui siamo nel bel mezzo di una crisi, diciamo, dal punto di vista della gestione del fenomeno sanitario, e c'è una gestione necessitata anche di quello che è il riverbero di natura economica, che è assolutamente devastante. Lo è per Agrigento, lo è per anche tante destinazioni siciliane. Allora qui il punto è unico, tutti insieme, operatori della filiera turistica, e quando dico operatori della filiera turistica mi riferisco non solo agli albergatori, titolari di B&B, ristorazioni, diciamo, agenzie di viaggio e tutto ciò che ruota intorno al settore turistico, tutti insieme per vedere come si esce insieme dalla crisi. E qui sono arrivate una serie di proposte tutte utili, che vanno evidentemente ragionate in diversi livelli di governo. Noi per parte nostra come municipalità, anche in sede di ANCI, ci siamo già fatti latori di alcune delle proposte che vengono fuori in termini per esempio di moratoria o agevolazioni alle attività produttive su alcuni tributi. È un tema che evidentemente non si esaurisce dentro le mura di un municipio, non esistendo lo Stato di Agrigento ma facendo parte dello Stato italiano, e quindi va ragionata in altri livelli di governo. Coronavirus, la Regione potenzia il proprio numero verde con ulteriori 28 linee. Verranno configurati anche alcuni messaggi automatici che permetteranno di fornire pronta risposta alle domande più frequenti, rendendo disponibili così gli operatori per le richieste che necessitano approfondimenti particolari. Vediamo. Il numero verde 800 458 787, appositamente attivato dal governo Musumeci per l'emergenza coronavirus, viene potenziato con ulteriori 28 linee telefoniche, a cui risponderanno medici e volontari della protezione civile. Verranno configurati anche alcuni messaggi automatici che permetteranno di fornire pronta risposta alle domande più frequenti, rendendo disponibili così gli operatori per le richieste che necessitano di approfondimenti particolari. Rendiamo ancora più efficiente, sottolinea il Presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci, un servizio che in questi giorni ha molto supportato la richiesta di aiuto e chiarimenti formulata dalla popolazione, non solo siciliana. Sono state oltre 4.000 in meno di una settimana dalla sua istituzione, infatti, le telefonate ricevute. Per questo motivo voglio rivolgere un apprezzamento e un plauso particolare agli operatori e ai volontari che si stanno prodigando per orientare, rassicurare, fornire indicazioni utili agli utenti. Le domande che giungono alla sala operativa, che opera all'interno del Dipartimento di Protezione Civile regionale, sono tra le più svariate, dalle richieste degli amministratori locali e dei dirigenti scolastici sulle attività amministrative da porre in essere, alle modalità attraverso cui operare la sanificazione di scuole e uffici, alla certificazione sanitaria per i casi di quarantena. Molti anche quesiti sullo stato di salute e l'obbligo di autodenuncia per quanti sono giunti in Sicilia. Tra le domande più attuali, quelle relative all'obbligo di comunicazione che discende dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1 marzo. Le telefonate ricevute, sottolinea il capo della Protezione Civile della Presidenza della Regione, Calogero Foti, hanno raggiunto anche picchi di 150 all'ora per ciascun operatore, con una richiesta di qualificazione e competenze che vanno anche oltre le funzioni ordinariamente svolte dal servizio. Per non intasare le linee è utile sottolineare che l'obbligo di comunicazione al sistema sanitario riguarda esclusivamente coloro che provengono dalle zone a rischio attualmente individuate in Cina, Giappone, Corea del Sud e Iran, o da uno dei comuni italiani indicati nel decreto ministeriale: Bertonico, Casal Pusterlengo, Castel Gerundo, Castiglione d'Adda, Codogno, Fombio, Maleo, San Fiorano, Somaglia, Terranova dei Passerini per la Lombardia e Vo in Veneto. Tutti i viaggiatori devono tenere un comportamento responsabile e, se possibile, mantenere una quarantena volontaria per ridurre ogni possibile rischio di propagazione del virus. A Mucchina esaurita, studenti di Sant'Agata nel Messinese preparano igienizzante gratis contro il coronavirus. C'è il servizio. Oggi siamo all'ITIS Torricelli di Sant'Agata Militello con il professore Carmelo Colombo, docente di chimica, e tra poco assisteremo alla preparazione di un gel igienizzante. Iniziamo appunto con tale preparazione.
Sì, intanto abbiamo utilizzato la ricetta dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, che prevede un 70% circa di alcol e poi un 4% di acqua ossigenata, un 2% di glicerola e poi acqua quanto basta. Però non ci siamo limitati a questa preparazione, ma abbiamo anche utilizzato degli agenti aromatizzanti per dare un profumo, perché questa preparazione ha la caratteristica di odorare molto di alcol, chiaramente. Ma questa criticità generata adesso dalla infezione del coronavirus, che ha portato al deperimento di tutte le scorte di igienizzanti, l'abbiamo trasformata in un'opportunità per fare un'attività didattica con i ragazzi. Infatti abbiamo preparato non una sola versione di igienizzante, ma 3 versioni: una versione spray, quindi liquida, e una versione invece a sapone, quindi molto più diciamo un gel molto denso, e una preparazione anche con gel diciamo tipo le preparazioni commerciali che sono andate a ruba ultimamente. Aspettiamo la sezione informatica per preparare l'etichetta di questo igienizzante, che noi chiameremo Igienitis, quindi daremo anche un marchio. Chiaramente non è un prodotto che va alla vendita, lo utilizzeremo per uso interno, uso nostro, le aule scolastiche, i bagni, all'ingresso, nei nostri uffici di ricevimento del pubblico. E chissà, se ci dovesse essere un'emergenza, noi dell'ITIS siamo comunque pronti a partecipare e fare la nostra parte. Dal punto di vista chimico, quali sono gli ingredienti per tale principio, per tale soluzione? Sì, gli ingredienti sono essenzialmente l'alcol etilico, che è l'agente diciamo disinfettante, sgrassante, disidratante, poi l'acqua ossigenata, che è l'agente battericida, quello che ci permette diciamo di tenere pulite anche le confezioni che noi utilizziamo e permette anche al prodotto di avere una discreta stabilità. Poi c'è una parte di glicerina o un polidrossilato della cellulosa, che serve da addensante e dà anche una certa viscosità alla preparazione. E poi l'acqua, chiaramente noi utilizziamo acqua distillata, ma si potrebbe anche utilizzare dell'acqua fatta bollire, quindi resa sterile per bollitura. L'ITIS, che dire, sempre in prima linea, sempre aggiornato su delle nuove tecniche, grazie alla preparazione che voi riuscite a approfondire tutti i ragazzi. Cerchiamo di trasformare, appunto, come dicevo prima, le criticità in un'opportunità didattica, e comunque l'aspetto pratico della chimica è molto importante. Non c'è una chimica buona e una chimica cattiva, ma c'è una chimica sicuramente utile. I procedimenti dal punto di vista pratico quali saranno successivamente? Sì, adesso noi andiamo, prima, come vedete, andiamo a formare la miscela acqua ossigenata alcol, poi andiamo ad incorporare la glicerina attraverso degli agitatori che abbiamo, di modo da omogenizzare il prodotto, e pian piano raggiungeremo diciamo la quantità dovuta, il volume, con acqua distillata. Qui vedete che abbiamo le diverse preparazioni che stanno diciamo andando per essere pronte per essere inflaconate. Questo che tipo di procedimento è? Questa è una semplice diciamo omogenizzazione del prodotto, una miscelazione aiutata da un sistema magnetico che ci permette di tenere in continua agitazione e quindi mescolare bene i vari componenti della miscela. Parliamo di quantità, che tipo di soluzione avremo in termini di peso, di quantità? Allora, qui stiamo preparando dei campioncini all'incirca 100 ml o 100 grammi, perché abbiamo fatto le preparazioni sia in peso che in volume. Considerate, se vogliamo parlare di costi, che abbiamo fatto anche una piccola stima. Noi per preparare
100 litri di questo prodotto utilizzando alcol denaturato, perché comunque questa è una preparazione solo adatta per l'uso esterno, spenderemo all'incirca 250 euro, quindi siamo molto lontani per 100 litri, quindi siamo molto lontani dai prezzi che sentiamo in TV oppure che abbiamo visto anche su internet. Ci tenevo a concludere raccontandovi che abbiamo fatto anche un accordo con una ditta locale che produce i flaconi che sono riutilizzabili. Abbiamo chiesto una campionatura perché stiamo provando vari tipi di flaconi, per esempio lo spray, quello per la crema, ma anche dei dispenser più grandi da litro per diciamo tipo quelli per comunità, ecco. Complimenti all'ITIS con questo nuovo prodotto Hygiene-ITIS. Hygiene-ITIS, complimenti ai ragazzi che si stanno impegnando. Si chiamava Carlo Costanza ed era un aspirante chef. Il 25enne agrigentino che si trovava a Milano è rimasto vittima di un incidente stradale. Il fatto è accaduto sabato sera. Il giovane era a bordo del suo scooter che si è scontrato contro un'auto. Il 25enne è stato trasportato d'urgenza all'ospedale. Le condizioni di Carlo però sono apparse subito gravi. Ha lottato per 3 giorni ma non ce l'ha fatta. Il 25enne agrigentino ha frequentato il liceo Leonardo per poi volare a Milano, dove ha frequentato l'istituto Politecnico. Carlo, da sempre appassionato di cucina, voleva diventare uno chef stellato. La procura apre un'inchiesta sulla raccolta di rifiuti ingombranti a Canicattì. I carabinieri in comune hanno acquisito la documentazione che riguarda l'appalto. I dettagli nel servizio. Visita dei carabinieri in municipio a Canicattì, e non è stata una visita di cortesia al sindaco, anzi i militari hanno acquisito la documentazione che riguarda l'appalto che la società Omnia SRL aveva con il comune. Ci sarebbe infatti un'inchiesta aperta della Procura della Repubblica di Agrigento che riguarderebbe, secondo indiscrezioni, la raccolta dei rifiuti ingombranti. La stessa azienda, che ha sede a Licata, aveva anche presentato un decreto ingiuntivo al Palazzo di Città per un saldo di circa 900.000 euro per i servizi resi fra il 2017 e il 2018. In questo periodo risultano essere state raccolte 7 tonnellate di rifiuti ingombranti al giorno rispetto ad 1 tonnellata nel periodo precedente. Inoltre il comune aveva anche autorizzato l'aumento da 230 a 270 euro a tonnellata per il prelievo dei rifiuti ingombranti, elementi che hanno portato la Procura della Repubblica di Agrigento ad avviare un'indagine che starebbe camminando di pari passo con l'altra che riguarderebbe il centro di raccolta di Contrada Calandra, attualmente sotto sequestro. A Idrico si è dimesso il commissario nominato dalla Regione. Ai comuni della provincia è stata inviata la bozza dello statuto della futura società consortile speciale. C'è il servizio. Si è dimesso il commissario ad acta nominato dalla Regione in sostituzione del CDA dell'Atitrico di Agrigento per la mancata approvazione del piano d'ambito. Lo ha annunciato il sindaco di Montevago e deputata regionale dell'UDC Margherita La Roccaruvolo al termine dell'assemblea dei sindaci. Il commissario si è dimesso, ha detto il sindaco di Montevago, e adesso vedremo cosa deciderà l'assessorato all'energia per quanto riguarda il percorso che l'ATI sta facendo. Si è convenuto di accelerare l'iter per l'approvazione dello statuto del nuovo gestore, che sarà una società pubblica consortile. Questo statuto deve pervenire il prima possibile per poi dare mandato a un notaio per andare a costituire la società. Poi, ha spiegato Margherita La Rocca, c'è la questione legata alla tariffa idrica che deve essere adeguata con le norme e anche su questo accelereremo per poter arrivare al risultato. Il terzo punto è quello relativo ai comuni che hanno chiesto di poter gestire direttamente in house il servizio idrico integrato. Questi comuni hanno già avuto 6 mesi di tempo per attivare le procedure per il riconoscimento, conclude il sindaco, e attendono di ottenere l'autorizzazione. Ai comuni della provincia è stata inviata la bozza dello statuto della futura società consortile speciale ed è stata indicata una non vincolante data per l'approvazione, il 31 marzo. Sarà però decisamente difficile che tale bozza possa venire messa a fuoco dai consigli comunali entro tale termine. C'è da risolvere, fra le altre cose, la questione della gestione in house dei 16 comuni non consegnatari sui 43. Adesso ci fermiamo per la prima pausa pubblicitaria, tra poco.
I soldi, tanti del piano sviluppo rurale dell'assessorato regionale all'agricoltura, facevano gola e secondo i PM di Palermo un gruppo di imprenditori e burocrati avrebbero creato un sistema criminale per accaparrarseli anche grazie a un sistema di false fatturazioni e costi gonfiati, arrestati anche funzionari della regione. I dettagli nel servizio. Terremoto all'assessorato regionale all'agricoltura. I finanzieri di Palermo hanno arrestato diversi imprenditori e funzionari accusati a vario titolo di associazione per delinquere, truffa aggravata per conseguimento di erogazioni pubbliche, corruzioni per atto contrario ai doveri d'ufficio, falsità materiale e ideologica in atto pubblico, rivelazione di segreto d'ufficio, soppressione e occultamento di atti pubblici. In carcere sono finiti i fratelli Giovanni Salvatore e Francesco Di Liberto, imprenditori di Belmonte Mezzagno, Filippo Cangialosi, attualmente in servizio al Dipartimento dell'Agricoltura, Paolo Giarrusso, amministratore unico della Metec GmbH. Ai domiciliari sono finiti Vincenzo Geluso, già sindaco del comune di San Cipirrello e attualmente componente dell'ufficio di gabinetto dell'assessore regionale all'agricoltura, Antonino Cosimo D'Amico, attualmente dirigente del Dipartimento dell'Agricoltura, Ciro Maurizio Di Liberto, tecnico progettista della Di Liberto SRL, Nunzia Salvina Pipitone, prestannome nonché moglie di Giovanni Salvatore Di Liberto, Roberto Percivale, intermediario all'estero dei fratelli Di Liberto, Marco Iuculano, rappresentante legale della LPB Soc Cooperativa, Giovanni Calì, attuale rappresentante legale della General Tech Soc Cooperativa, Riccardo Puccio, Francesco Sclafani, ingegneri di Marineo, Giuseppe Cuttalauro, avvocato imprenditore agricolo, Alessandro Mocciara Lidesti, imprenditore agricolo, Giuseppe Tavarella, già legale rappresentante del Consorzio Agrario di Palermo, SCARL, e poi in servizio presso l'Ispettorato dell'Agricoltura di Palermo. Sono stati sottoposti all'obbligo di mora nel comune di residenza con contestuale obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. Lilli Napoli, Maria Luisa Virga, dirigenti presso l'IPA di Palermo, Gaetano Ales, funzionario dell'IPA di Palermo, Salvatore Picardo, responsabile dell'area 4 tecnica, SUAP del comune di San Cipirrello, Ciro Spinnella, agronomo di Marineo, Girolamo Locascio, già rappresentante legale della General Tech Soc Cooperativa, Alessandro Russo, tecnico progettista della Di Liberto SRL, Maria Concetta Catalano, dirigente dell'ufficio intercomunale dell'agricoltura Basse Madonie. Con il medesimo provvedimento, il giudice nelle indagini preliminari ha disposto il sequestro preventivo di 14 imprese, 3 delle quali con sede all'estero, Ungheria, Austria e Romania, per un valore circa di 24 milioni di euro, nonché il sequestro, anche per equivalente, di disponibilità finanziarie, beni mobili e immobili per oltre 12,5 milioni di euro, pari all'ammontare dei controlli pubblici indebitamente percepiti. Bloccata inoltre l'erogazione di contributi indebiti per ulteriori 3,5 milioni di euro. Le indagini dei finanzieri si sono concentrate sull'iter di concessione di finanziamenti pubblici in agricoltura nell'ambito dei PSR Sicilia 2007-2013 e 2014-2020, che ruotano intorno all'IPA della Regione Sicilia, ente deputato alla valutazione circa l'ammissibilità delle istanze volte a ottenere le pubbliche provvidenze di origine europea e nazionale. Nell'ambito del primo filone investigativo sono state approfondite le domande di finanziamento a valere sulle misure 121 e 123 del PSR Sicilia 2007-2013 per un valore circa di 10 milioni di euro percepiti nel periodo 2012-2018 da 2 società riconducibili direttamente o indirettamente ai fratelli Giovanni Salvatore e Francesco Di Liberto. I 2, mediante fatture false, sono riusciti a incassare indebitamente non solo le lecite erogazioni, ma nel mese di dicembre 2019 anche la prima tranche di una terza domanda di finanziamento, presentata a nome della Di Liberto SRL, a valere sulla misura 4.2 PSR Sicilia 2014-2020, per un ammontare complessivo di circa 2,5 milioni di euro. L'operazione anticorruzione della squadra mobile di Messina, denominata Ottavo Cerchio, potrebbe avere gravi ripercussioni sui lavori tanto attesi per il dragaggio del porto del canale di Mazzara del Vallo. Il servizio. Resto basito, avrebbe detto il mazzarese Sergio Tancredi commentando l'operazione denominata Ottavo Cerchio e portata avanti dalla Polizia di Stato di Messina, che ha anche coinvolto e prontamente fatto saltare la poltrona al capo del Genio Civile di Trapani Giancarlo Teresi. Lo si apprende dai colleghi di Itaca Notizie.
Tancredi, lo ricordiamo, è parlamentare regionale del Movimento 5 Stelle e sulla vicenda avrebbe continuato dicendo si temerebbero ripercussioni sull'inizio dei lavori per il dragaggio a Porto Canale di Mazara del Vallo. L'onorevole Tancredi ha seguito in questi anni il lungo iter procedurale per dei lavori fino a ieri non ancora iniziati. Si dice sbalordito di quanto accaduto e perplesso dell'incredibile e costante presenza di elementi di illegalità gravi che danneggiano intere comunità, impedendone sviluppo e danneggiando tutti. Questa vicenda, avrebbe aggiunto il parlamentare, colpisce la mia città in una questione fondamentale quale quella del dragaggio al Porto Canale. Sono molto preoccupato e aspetto di capire i risvolti pratici di questa brutta pagina di illegalità. Se tutto il progetto si ferma, Mazara ne riceve un ulteriore danno dopo che ci sono voluti anni per sbloccare la questione. Purtroppo l'elemento corruttivo negli appalti pubblici, in assenza di una normativa inattaccabile, è troppo spesso presente. Se ci fosse un sistema di aggiudicazione oggettivamente inattaccabile, queste vicende sarebbero stoppate a monte. Tanta amarezza, avrebbe concluso Tancredi. Non si era ancora partiti e ci si è dovuti fermare, forse per colpa di una cenetta con amici, o un piccolo contributo di 700 euro per acquistare un'auto d'epoca e i conti di un albergo pagati a carico della ditta messinese. Droga scoperta banda di trafficanti nel Messinese, 19 gli arresti. Vediamo. Non solo spaccio di droga, ma anche rapine. Sarebbero state queste le attività principali portate avanti da alcuni degli indagati finiti in carcere questa mattina nel Messinese. Nel corso della notte i carabinieri del comando provinciale di Messina hanno dato esecuzione ad un'ordinanza di custodia cautelare in carcere messa dal GIP presso il locale tribunale su richiesta della procura distrettuale nei confronti di 19 persone. Gli indagati sono accusati a vario titolo dei reati di associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, detenzioni ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, detenzione e porto illegale di armi, nonché reati contro il patrimonio. L'indagine, convenzionalmente denominata Scipione, è stata avviata dal nucleo investigativo del comando provinciale di Messina a seguito dell'attentato a colpi di fucile perpetrato da ignoti il 27 settembre del 2016 nei confronti di 3 pregiudicati che si trovavano seduti ad un tavolino di un bar sul viale Regina Margherita a Messina. Gli approfondimenti eseguiti sulle vittime dell'azione di fuoco hanno fatto emergere come costoro fossero inseriti nel contesto del traffico di droga cittadino e hanno quindi consentito di delineare i contorni di un'associazione per delinquere dedita ad un florido traffico di sostanze stupefacenti. Non solo droga al centro delle attività illecite del gruppo, le indagini hanno anche identificato uno degli autori di una rapina in un'abitazione commessa insieme ad un complice ancora non identificato il 9 aprile del 2016 a Torrenova ai danni di una sessantenne che nella circostanza venne picchiata e legata ad una sedia e derubata di denaro contante e gioielli. In particolare le indagini sul conto di Angelo Albarino, titolare di una paninoteca sita in via Cesare Battisti, hanno fatto emergere come questi e Giuseppe Selvaggio, poi divenuto collaboratore di giustizia, fossero i promotori di un più ampio gruppo criminale che si riforniva stabilmente di droga dalla cosca 'Ndrangheta calabrese che assicurava loro la consegna a domicilio su base settimanale. Carichi di cocaina e marijuana venivano poi destinati alle principali piazze di spaccio della città dello Stretto. La droga veniva trasportata ogni settimana dalla Calabria a bordo di autovetture con doppi fondi. Il trasporto era effettuato dai calabresi stessi, i quali, garantendo la consegna a domicilio, pretendevano una maggiorazione sul prezzo di vendita di ogni carico. Albarino e Selvaggio curavano poi, secondo l'accusa, la successiva distribuzione del narcotico attraverso una rete di pusher, mentre i fornitori calabresi rifornivano anche altri gruppi di spacciatori messinesi. Durante le indagini, lo stesso Giuseppe Selvaggio, tratto in arresto nell'ambito di un'altra indagine per il reato di usura, decideva di avviare un rapporto di collaborazione con la giustizia, ammettendo il proprio coinvolgimento nel traffico di sostanze stupefacenti e confermando la collaborazione dei coindagati come appartenenti al gruppo di cui era capo. Le indagini hanno fatto anche emergere come Selvaggio e i suoi complici fossero inoltre attivi nel pianificare e progettare il compimento di furti in appartamento, individuando le potenziali vittime facoltose, controllandone gli spostamenti e studiandone le abitudini al fine di commettere i fruttuosi colpi. Tra le vittime la sessantenne di Torrenova che venne selvaggiamente picchiata per essere derubata di denaro e gioielli. Adesso ci fermiamo per la seconda ed ultima pausa pubblicitaria, tra poco vi aspetto.
Il Bar Kennedy di Porto Empedocle ha deciso di portare avanti un'azione di solidarietà per i bisognosi della città marinara, un gesto importante. Dalle 22 in poi, orario di chiusura del bar, il cibo non venduto verrà esposto fuori. Chiunque ne avrà bisogno potrà prenderlo e portarlo via. Non è la prima volta che la titolare del bar, Giusy Palillo, dà vita a simili iniziative, un gesto importante che ha raccolto diversi consensi. Adesso siamo allo sport, calcio eccellenza, via vai in casa Acragas. Dopo Mutolo anche Totovullo lascia la società biancazzurra, il nuovo mister è Gaetano Longo. Non si riesce più a giocare, sono venuti meno i giocatori biancazzurri più importanti, non fanno più parte della rosa i calciatori Procida, Pirrone e Lala e c'è la consapevolezza che ormai si giocheranno i play-off. Oggi una conferenza stampa sul terremoto biancazzurro. Vediamo. Gaetano Longo è il nuovo allenatore dell'Acragas e sostituisce Totovullo che si è dimesso. Anche lui ha giocato nel Palermo. Abbiamo giocato assieme nel Palermo. Totò per me è come un fratello, diciamo, fratello maggiore, è stato, diciamo, anche quando eravamo assieme a Palermo da esempio, è veramente una persona, diciamo, in campo, un ragazzo eccezionale, soprattutto per me è un grande allenatore. Questa è la quarta volta che tu ritorni all'Acragas e hai conseguito sempre dei buoni risultati. Come trovi l'Acragas di oggi? Guarda, io ti voglio parlare, voglio ricordare il primo Acragas, ti faccio alcuni nomi, magari Bonomonte, Merlino, Guarneri. Ricordiamo il presidente chi era? Il presidente era Alfredo Prato, dove abbiamo fatto un grandissimo, diciamo, campionato facendo, diciamo, del calcio spettacolo con giovani sconosciuti. Il presente, questo qua, diciamo, è completamente, forse un calcio completamente, in questo momento qua, completamente diverso, e magari ragazzi completamente diversi, perché allora non c'era il discorso della palestra, non c'era il discorso del telefonino, non c'era il discorso, diciamo, di alcune situazioni che magari oggi come oggi ti distraggono magari dal motivo principale che può essere il vivere la società, la squadra, diciamo, la partita e tutte queste cose qua. Però ripeto, per me è importante ora in queste 6 partite giocarle al massimo, cioè interpretarle come un mini campionato dove da queste partite qua dobbiamo cercare di fare più punti possibili. Conosci parte della squadra, ritengo, no? Sì, io ho avuto Gambino che è stato con me a Favara, Giovanni Taormino è stato con me anche a Favara, Fofo Cipolla è stato a Raffatale, il ragazzino, il portiere l'ho avuto anche a Raffatale, e poi gran parte li conosco perché magari o per averci giocato contro o per averli visti giocare dalla tribuna. Cosa ti ha chiesto la società? La società è quello che ho detto io, cioè cercare di tirare magari fuori da quello che è l'organico in questo momento qua, queste cose qua, il massimo per cercare di, ripeto, di poter fare magari i playoff nella migliore posizione possibile. In conferenza stampa hai sottolineato l'importanza di 3 punti importanti. Cambio di allenatore, alcuni giocatori vanno via e il terzo punto, il discorso del Dino Liotta, dove c'era esposto uno striscione dell'Acragas. Conseguenze? Quanto riguarda l'allenatore è stato, come ho detto, una soluzione condivisa, nel senso che Totovullo, da persona equilibrata e conoscitore del calcio, ha visto questa prestazione di domenica, non abbiamo visto noi, diciamo che ovviamente è stata più che sottotono, e quindi ha ritenuto che non ci fossero più le condizioni per continuare la sua esperienza e quindi ha fatto un passo indietro, ripeto, da persona per bene qual è. Noi abbiamo pensato che poteva essere, come dire, una soluzione quella di dare una scossa all'ambiente, visto che a mercato chiuso non potevamo cambiare 20 giocatori e per una legge non scritta molto spesso è l'allenatore che, diciamo, si fa da parte o viene esonerato, in questo caso si è fatto da parte lui volontariamente, e quindi abbiamo pensato di dare una scossa all'ambiente in questo modo. Lo ha proposto Totò, noi abbiamo accettato le sue dimissioni e a questo punto ci siamo guardati intorno con Ernesto e siamo ritornati alla carica su una persona cui avevamo puntato già in precedenza, che è Gaetano Longo, che
non ha bisogno di presentazioni e poi si va a inserire in un contesto che conosce sia come società sia come giocatori, quindi è la persona che noi riteniamo essere giusta in questo momento per svegliare qualcuno che è un po' in letargo perché conosce l'ambiente e comunque nelle sue caratteristiche, oltre alla conoscenza dei campionati, c'è la sua proverbiale determinazione e grinta che riesce a trasmettere, speriamo lo riesca a trasmettere all'Agres. Per quanto riguarda i ragazzi che sono andati via, sono varie le problematiche, nel senso che comunque anche con Pirrone abbiamo ritenuto in maniera consensuale di interrompere il rapporto, visto che dopo la partita, cioè durante la partita con l'Alcamo si era di nuovo fatto male e capite bene che noi avevamo un giocatore che avevamo preso come top player che doveva farci fare il salto di categoria, che però era come se avessimo avuto una Ferrari in garage, nel senso che la guardavamo ma non la potevamo guidare, perché su 23 partite ne ha disputate circa 10, molte con sostituzione durante la partita, subentrando, e quindi invece l'Ala e Procida hanno deciso loro di interrompere il rapporto e noi a malincuore ci siamo privati di loro, perché quando i ragazzi per problemi di natura personale ritengono di ritornare presso le proprie abitazioni, sono entrambi di Palermo, purtroppo non potevamo forzare la mano e quindi nessuno li ha mandati, sono andati via loro, quindi è stata una loro scelta. Il questore di Agrigento ha determinato la sospensione della licenza d'utilizzo dello stadio comunale Giovanni Bruccoleri di Favara, di cui è proprietario il comune, notificando il provvedimento alla società Pro Favara che lo gestisce. Tutto scaturisce dal cattivo stato delle gradinate che presentano condizioni di pericolosità. Domenica scorsa, in occasione del derby tra la locale Pro Favara e l'Acregas, qualcuno ha lanciato in direzione degli ospiti biancazzurri alcuni calcinacci che sono stati appurati dalle forze dell'ordine. Da qui la decisione di chiudere lo stadio. Ed ora il campionato di terza categoria. Virtus Favara e Campobello di Licata sono in fuga e guadagnano 4 punti di vantaggio sulle immediate inseguitrici. Entrambi hanno vinto convintamente e approfittano del pari del Vis Ribera per allungare in classifica generale. Brutta sconfitta invece del Comitini, che cede 3-0 sul campo del capolista Campobello, mentre l'Atena deve arrendersi alla forza del Virtus Favara. Bella e convincente vittoria del Santa Elisabetta che supera per 4-1 il Burgio e si pone al quarto posto dietro le spalle del Vis Ribera. Risale la china all'Acquisquinese, che rientra di prepotenza nella zona playoff. In coda rimane il Cianciana, ma a Santo Stefano di Quisquina è uscito a testa alta. Basket, dopo lo stop ai campionati per la paura da contagio da coronavirus, la Fortitudo Agrigento torna in campo e i biancazzurri, secondo quanto reso noto dalla federazione, affronteranno Tortona. La partita si giocherà lunedì 9 marzo alle 19. L'ultima sfida di regular season si disputerà a Voghera. Il big match sarà regolarmente a porte aperte. Nuovo colpo di mercato per la SEAP Dallicardillo Pallavolo Aragona, capolista del girone D nel campionato di Serie B1. La società del presidente Nino Di Giacomo ha ingaggiato la schiacciatrice italo-brasiliana Jacqueline Donascimento, classe 1990, alta 1,85 m. Si tratta di un ritorno in maglia biancazzurra per l'atleta che nella scorsa stagione è stata una delle artefici dell'ottimo campionato in B2 della formazione aragonese, culminato poi con l'approdo nella serie superiore. Per lei è il terzo campionato di fila con la Pallavolo Aragona e punta alla terza promozione consecutiva. Una giocatrice forte in attacco, brava a muro, affidabile in ricezione e molto abile in difesa. La schiacciatrice è già a disposizione di coach Massimo Daggioni. Con questo è tutto, termina qui l'edizione del telegiornale. Grazie per la gentile attenzione e per essere stati con noi. A presto.